Questo è un progetto di ricerca che all'interno del Festival di Musica Sacra tocca ogni anno una lingua diversa. Abbiamo cominciato 2 anni fa con la lirica da camera di ispirazione sacra italiana. Quest'anno, anche in ragione della presenza nella mia classe di musica da camera di studentesse cubane, abbiamo pensato di iniziare la ricerca sul repertorio spagnolo e ispanoamericano. La ricerca nel repertorio appunto spagnolo e ispanoamericano, se da un lato non è stata facile, dall'altra ha portato alla conoscenza da parte mia di autori e di composizioni assolutamente di altissimo livello e di altissimo profilo. Musica bella, per dire, perché saldamente ancorata alla tradizione popolare e quindi ad un linguaggio vero. Ho scelto il Conservatorio di Udine perché c'è un insegnante, Walter Temel, che viene molto spesso a Cuba a fare dei concerti, fare degli eventi, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerlo. E lui, sapendo che volevo venire a studiare qua in Italia, allora mi ha invitato, diciamo, a provare nel Conservatorio di Udine. Dopodiché mi sono trovata molto bene, non solo con lui, se no con tutti gli insegnanti, anche Domenico Balzani, che è stato quello che ha fatto il nostro percorso finora, e sono rimasta, mi è entrata nel cuore Udine, diciamo.
È stato abbastanza difficile riuscire ad imparare lo spagnolo perché comunque essendo una musica che non era lenta c'era diciamo questa difficoltà di dover cantare anche abbastanza velocemente lo spagnolo come uno scioglilingua, però è stato facile perché grazie comunque a Laura ho avuto aiuti dall'esterno e quindi è stato bello perché comunque ho conosciuto delle musiche che altrimenti non avrei mai conosciuto. Sicuramente, perché non è un repertorio che si fa di solito in conservatorio.